Buonasera a tutti. I segni in ritardo non per colpa mia, specifici prima. No, avevo qualche problema, vengono risolti, come dice il di partito ormai, perché la serata di Usnotta è plena in colme di tante belle robas. Alla diceva in qualche anno fa Pierpaolo Pasolini che venirà ben lunedì che il Friul si accorgerà di avere una storia, un passato, una tradizione. E siga qui un po' perché cercare di capire finché c'è punto c'è valore che ha la nostra storia, la nostra lingua, la nostra identità, in che misura che vi la bisogno, la necessità o la voglia di trasmettere ai nostri figli e c'è molto là in davanti in questo mondo che non mette proprio davanti a voi una vastità di scelte da non credi. E qui che i genitori di sicuro anche queste magari non di difficoltà, ma si chiamano ogni tanto davanti a scelte da fare. E non arriva ogni tanto di buttare via il buon, parlare a chiappassù che quel che magari è troppo buono non è, perché vi fatto una sorta di lavaggio dal cervello con i mass media che non si imbombi in dia e notte. Questa è l'entrata. Il motivo di chiatarsi che us nota è grazie anche di un'associazione che è la Scune, che ha pedenti di diversi paesi, qui proprio da nostre zone, e proprio per questo io sei dome a cercare di peadogni diversi elementi che i vari modi l'ascoltare us not, e quindi invito subito qui Giuliano Dassi, che è il presidente dell'associazione La Scune, che hanno parte di salute e nos dice anche come entrate. Giuliano. Giuliano, un presidente emozionato. Voi così. Vai. Allora, benvenuti a tutti intanto in queste nuove iniziative da Scune, che c'è molto tempo di voi ormai i saveis, è un'associazione di promozione sociale, in pratica di un'associazione di famiglie che ha pendenti le quattro comunità parrocchiali di Dongari, Sul di Ciucciuvintrep e Liusul. Queste iniziative entrano dentro dal progetto generale, dal progetto più grande chiamato il Noce, che è stato finanziato in da regione con un contributo che ci ha permesso, oltre che comprare queste belle attrezzature qui, di scoprire anche par di spese spaghetti che vi fate che siano appena tornati da Roma e tante altre iniziative che la ringa di dopo magari che scasmanti in teatro che vi già fate la faccio cortissima. Io volevo ringraziare veramente di cuore Omar, la Sara e la Giovanna che veramente qui si prestano tantissimo con queste nuove tecnologie che nos permette e us permette di partecipare con più tranquillità, se no se cominciamo ad avere problemi di audio, di video, così già gli argomenti sono complicati insomma, pesanti, impegnativi, ecco, e già se si in male, se si oppies la faccenda a stente. Quindi un grazie veramente di cuore a Omar, Sara e Giovanna, che per partire. Dopo un grazie perché riguarda il convegno veramente a Celestino, che vi ha dato in mano l'organizzazione così di tirare, come leggeva all'inizio lui, i figli, e veramente abbiamo avuto un po' di difficoltà. Abbiamo avuto qualche problema. Parevamo snota qui, e un grazie ai partecipanti, snota ai relatori che sono veramente qualificati. Mandi, grazie. Grazie a Giuliano. No, Pietro. Ecco, Giuliano faceva riferimento ai problemi che abbiamo avuto, che ne sono stati posti fin all'ultimo. Un aveva contattato per Viergi questa serata il presidente dell'Arlef, William Cisilino, che aveva dato la sua disponibilità, ma qui fruzza l'ha avuto, se si dice, la Rosolia, non è Rosolia, non si dice Rosolia, il Varuscli, è il Varuscli? Ma comunque all'Alienar. E vince dopo invece da persone di Bruno Forte veramente che non è un stroppe buses, anzi. E noi per facere di che si domandi scusa professor Bruno perché lo avevi lasciato in un piantone. Dopo in grazie da disgrazie
di lo vin ripestiato, no? E vedrei il valore anche del professor Bruno Forte. E i vin dopo il professor Frank Fari, che non poteva essere qui presente perché alle fur all'estero per questioni di impegno di lavoro, quindi però si è arrivato a registrare un'intervista. Dopo i vin di Maiaron, che non aveva in da suonare un salc, e anche lui è colato in qualche maniera in disgrazia, che un tic, ha qualche problema, che ha avuto un piccolo incidente che non può suonare, però è qui i vin squignuto, fa qualche sal mortale, i vin dall'archivio, i vin llevat pur qualche registrazione da suonata, proprietà teme comunque, da Sostian Jones, e quindi va rimut di sentirlo in voce e di vederlo in video, e quindi di stessi rivin aveva la presenza. E dopo una presenza non manco l'importante è che dei fruits che hanno lavorato sui video che la ring a Viodi, e quindi andò un gruppo di robe di poter là ascoltare, soredut e dicerie di supar manco perché si può. Cui che sal furlan al sa di più, era il titolo che vi metto, ma hanno tanti aspetti che si può slato chia ho detto la supalenghe. Avevi la lingua le spieli di un popolo. Hanno tanti elementi che non possono far capire il valore della lingua e tal cosa che si sarà di vari mutenti di tiranti infurdiatis. E allora io direi, per finire con la stiacaras, di là ormai agli ollici dal filmato che ha cambiato il titolo all'ultimo momento, tanto per, no? Proprio come mi ha detto Donare come davanti, avevi detto un attimo, tu sei prezioso ai miei voi. È il titolo del filmato che la ringa Viori dei fruits che seguisci la dottrina di così che fanno i loro itinerari e che hanno tutto ad questo bel lavoro, come noi io insieme dopo la ringa ragionatore. Buona visione. Se Omar, alle pronto. Vuoi che ti Giuano? Sì, vai. Come ti Se fosse pure gioco buono. Va via, Pucci e Dan, fate una doccia, Va balon, va, ciccio bombe, va ti prei va. Vamo, va na to sbacchie. La carina sta, ti viene queste cose. Sì. Oh, c'è che tu vas che tu sei di lì comunicando? Ma sei sempre da besol. Con loro non mi vogliono giocare a scarisi. Capucci le dan e sei grassa. Gabri, tu sei un buon, tu a standard, fidati dal Signore, tu sei preziosa e si è voi. Ciao. Ce che tu hai, voi, ce museaș tu? Mi-a mandat 20 lei. Però ti sta chiara che mi ha consolato. Mi ha detto che sei prezioso e voi dal Signore. Hai già sentito queste parole, che sono in belle, però non mi ricordo, le hai sentite? Ma sì, preziosa e voi dal Signore. La sai letta sta segna libri che non andano a fin da veglie, che a te sere. Ah sì, spiete, la sai mettuta sta libri di religione. Al dice, Signore, non stavi paura, che hai clamato per noi. Tu sei Signore,
tu sei preziosa a me e voi. Isaia. Ci viene sperare se avessimo venuti al papi che è stato licenziato 2 settimane fa. Da mica sai ora mettilo. C'è lui che sale la giornata, voi? Non sei sicuro di lasciare il portone? Basta io mi fa piacere. Che avete lasciato qua su? Sì, ammetto il pigiama e dopo voi. Oh! C'è che roba qui? Alle Gabriele questo. Gabriele! Ciao sto papi. E questo era il primo contributo dai frutti. Interessante con diversi momenti di riflessione che si possono fare. Tu sei prezioso ai voi del Signore e dopo viene la chiata scena di questi frutti che cercano di parare in bande un altro elemento. E viene ogni tanto questa mentalità nei nostri paesi mette in bande qualcuno. E questo discorso di integrazione si legge bene con tutte le canzoni che l'ha fatta anche Gigi Maiaroni e lo invidia a venire su come che dopo la ringa sentì, però lui non la spiega. Ha staccato il breccio. Ha staccato il breccio. Non sai, io dico mo. Beh, presentare Gigi a chi ormai pensi cassetti hanno le taccate. Beh, la diretta. Oh, sì, attaccato. Sì, Gigi ormai è conosciuto da tutti, lavora ormai da tanti anni sta al monte da musiche furlane e arriva a tramudare anche da musiche che sono pensieri, concetti e messaggi, senti in conto le nostre lingue e la nostra identità. E la scelta che mi fa di queste che infatti ho, e quindi mi ci ha tutta la responsabilità, no, l'abbiamo fatta assieme, e a noi verci voi anche su che sono anche magari qualche differenza di noi e per un po' il discorso al filmato che vi ho detto. Il titolo di canzone è Cramar, Marocchin, Gigi a te. Sì, no, a avere la serata come se fosse un tic disgraziato queste serate. Cioè, personalmente, giustamente, avevi da suonare, ti ha fatto un colpo al braccio tutto qui e gli mi corona dice che una certa età è sempre un'età incerta. E ha la ragione. Allora si è pensato bene, insomma, che poteva essere più belle queste formule qui, anziché restare sempre con la chitarra. Quindi, secondo me, è ben più belle così. C'è di queste canzoni nascono con la collaborazione con un poeta importante, non Stecchiarni, che è Leonardo Zanier, con cui da qualche anno hai stretto un'amicizia e hai prodotto, grazie anche alla sua sensibilità umana, poter esplorare un'idea di identità che non sia nome localistiche, no? Perché un certo pensiero come chi sa vinducchia è che di un'identità come la nostra, la furlana per ipotesi, dove che tutta finisce e comincia a in realtà c'è che si sta virgendo come identità, io credo che come tanti si crota, che di un'identità che non è mai ferma. Noi sì, la nostra identità, ma è un alc che cambia. È un alc che ogni dia diventa un alc a seconda di chi percepim, di chi odin, di chi vivim. Tal caso, da questo caso, mi sembrava bellissime queste idee di una poesia di Zanier, dove che allora mette assieme il mondo dei Kramars a che dei marocchini, cioè i Kramars erano
che disin venditori ambulanti che da Chiarnia e partiva per là in varie zone dall'Europa addirittura. No? E così lui ha avuto questa intuizione di mettere assieme una certa immigrazione che aveva in comune dai paesi diversi a che era la nostra emigrazione di un tempo. E allora a un certo punto si interviene come una filastrocca, cuvierta, semantici, leba se burnus, che sono abiti, vestiti, marocchins, no? Scials e tappetuts. No? A me è una sorta di filastrocca, ma allo stesso tempo racconta la storia del mondo, racconta la storia dell'uomo, racconta la storia dell'uomo e della sua identità costretto a muoversi per vivere. Mi sembrava bellissimo. C'è l'identità, quindi, hai queste robe qui. Un cantautore importante come Giorgio Gaber diceva: noi che siamo capaci di aprire le nostre braccia e abbracciare il mondo, poi a volte non siamo capaci di dare una carezza a chi ci sta vicino. L'identità, quindi, come algo che diventa sempre possibile da lontano e diventa sempre invece più difficile da capire man mano che si diventa d'ogni. Andiamo alle poesie di Zanier, che vorresti integrare dopo a Kramers marocchins che ne ha sentito, che credo che riesce a slargiare questo discorso che abbiamo fatto e anche in qualche maniera a mettere proprio dei confini, dei cancelli verzi veramente importanti. Identità. Sempre di più si giura. A sarà da chiacchierare così, come che chiacchiere lui, ha queste voci. È bellissimo il rapporto con lui, quindi anche queste prima. Allora, avevi fatto un chianto, ma mi tocca con tutto, così anche con queste, ma prima di queste avevi fatto Mago Tiracca, che è un'altra canzone che conta una storia. Non lo conoscevi, Zanier, se no, come poeta, no? Al vivo in Svizzera, allora e sapevi una roba, che a lui non tu posto che hai una parole, una virgola dice che scrive. Tu hai da rispettare al 100% che fai. E avevi messo tu questo Mago Tiracca, e così come Kramers marocchins, l'anta tagliata dai tox e a mettere assieme secondo dice che in un testo di canzone al pretinto. La poesia, il testo di canzone è un testo di canzone. I mandi via che si di registrati in chiesa, faccio una lettera tutte rispettose, sai tu, come giovane allievo, insomma allievo, con il maestro più anziano, e i mandi via, chiar Zanier, e hai chiappato queste poesie, l'hai modificata penne era che squignivi, a me rispondo, chiar Maieron. E senti un poeta in che movimento, ti preares da chi in davanti, quando tu tocchi su una mia poesia prima di visarmi. Tutto al caso, io detto che il lavoro è stato fatto e a mi pare in che ben va pure in davanti. Allora questa sorta di voce che sa me che avevi, non sa me, come se avevi fumato, dice che si poteva fumare, e ormai ha una voce. La squadra vocali credo che siete passate 2 mani di spalto. Sempre di più si giura, si baruffa, si sposta i confini, si sbugliela e si fa in guerra per santissima identità. Ma l'identità accesa, a dirla in curta e tutta, chi fosse su Marte, mi si interessa chiaricula terreno. Chi soi in Africa, mi sint europeano. Cosoi in Portogal, italiano. Cosoi a Roma, furlan. Cosoi a Udin, chiarniel. Co a Tumiec, comelianot. E a Comelians, maranzanot. E si soi a maranzanas, non stinga confondi per placer la famè di Pasca la me,
con che dal ghet in tausa, poc di sest, vignus cui sa da dontri magari da sighiet. Insomma, regions da vendi in dai e in vares, e chest si lo capis subit, parve in gran sospiet, parodeaio a muart, e sala cors drumà duc chest divers, prinche dal ghet, e poi come gli anoz, e i tumiecins, e i udineis, e i furlans, per non dire romans, italians, portoghesi, europeans e africans, e ben sintint i chieriqui, domo si fos marzian. Cramar Marocchin con Gigi Maieron. E voglio conoscere. Che sta qui? Sorelle a plomb, marocchins senza voi, maclas di colora, strachiamate strappadits colorati. E io in estis gramas vivo là al forest, i carnis e materialiste, scrive Herbert Maia. Cubierta semantia, ginebra sepultus, rancioles dottor pettonai di gorani, chasse tapetus, vei! Qualchidun al fare la fortuna e allora regalava al prete del suo paese un pivialo d'ostiampanas. Così il Marocchin calvetterà su magazzina a Pomezia o a Palmagnova, gli regalerà il megafono al Guezzin. Cubierta semantia, ginebra sepultus, raccioles dottor pettonai di gorai, chasse tapetus, tanzia di muri di stessa, pal momento bisogna vivi, tanzia di muri di stessa, pal momento bisogna vivi. Qui tollerats che ben io tuts, ogni tanto t'asfura, ogni tanto messi dentro. E pensi a ineste scramas, vivo là al forest, se qualcuno faceva fortuna, drogheria a Grazia, Vienna, Praga, Buda, a Grazia, Vienna, Praga, Buda, a Grazia, Vienna, Praga, Buda, ansia. Al momento bisogna cubierta semantia, ginebra sepultus, raccioles dottor pettonai di goraia, chasse tapetus, chasse tapetus, chasse tapetus. E intanto che Omar a nos prepara il prossimo filmato in dorman, perché vi un grande materiale,
in tanti ragioni sore. Come in ascoltare Frank Fari, che è un neurologico, è insegnante a facoltà di scienze e formazione all'Università di Udine, ha fatto diverse pubblicazioni, diverse scritte, è un personaggio particolare. Io us invito, se avete un'occasione, questa è un'edizione vecchia, il Chiave dei Furlans, a noi pubblicità, ma perché hanno dentro diversi elementi che chi la ringa sentì proprio da so vive voce e enti che ai giovani per integrare questi pensieri, queste concezioni, questi suggerimenti in conto dei frutti, da lingue e identità. Omar, via con Frank Fari, il Chiave dei Furlans. Nel caso di una persona umana, per imparare una lingua, che tipo di difficoltà si può avere? Dipende tanto dalle persone umane, perché i fruspicciui possono imparare a bande qualche difficoltà specifiche di qualcuno, una vora di lingue, 3, 4, 5, e dopo una questione di educazione. Man mano che cresci, diventa sempre più difficile imparare le lingue soprattutto bene. Per esempio, dopo la pubertà o l'età adulte, uno può anche mai imparare una lingua. Io andai a imparare le due lingue dopo dei 30 anni, però non si le sa mai bene. Mentre i fruttini spicciui, a parità di impegno, impari senza nessun errore, divertirsi, perché hanno proprio il cervello fatto appunto per imparare 2, 3, 4 lingue, insomma. Basta sapere come fare. Quindi anche noi invece magari pensiamo al contrario, nel senso di una lingua dove alla volta dopo che tu impari a sta scuola no, è un errore madornale, insomma, che deriva di una visione economica dal cervello. Il cervello non è né un calcolatore né una banca, è un organismo vivente e se si sa come fa, può imparare una volta bene prima dai 5-6 anni, 3-4 lingue, insomma. E le regole sono semplici. Un pensiero su lingua, in particolare la prima lingua che un al chiacchiere, che noi la definiamo come lingue mari. Sì. Ma le lingue mari, ognuno ha le lingue mari che si merita, no? Dipende dai mari e dal pari, no? E, sì, chi in Friuli, per tante le lingue mari, ha il Furlan, è una lingua che ha, sì, qualche miliardi di anni, no? E dunque non Furlan sovresti di Ciri, di Faimut che e continuare da là in avanti, insomma. Una lingua che ha gli stessi valori di tutti che altri. Ormai si è veduto a livello linguistico che non esiste una lingua migliore, una lingua più forte, sono tutti compagni, no? Solo che chi ha nasciuto una lingua che lingua lì è le lingue mari, quindi ha un rapporto, un lavoro particolare sulle due sistemi affettivi. Quindi dicono che hanno importanza anche oltre l'aspetto proprio di imparare anche del discorso affettivo, sentimentale e via. Sicuro, certo. E dopo anche culturale, ossia le lingue dove che si è nasciuto e le tiare dove che si è nasciuto, è il punto di partenza. Ecco, probabilmente dal mondo comune non è anche il punto di arrivo. Il punto di arrivo è più complicato, però resta sempre il punto di partenza, no? Dunque, non come le lingue mari, il paese dove che si è cresciuto, il modo di mangiare, le visioni del mondo, i valori. Sono tutti fasi parte di queste culture e l'uomo del futuro ha di essere un uomo che ha più culture e più lingue, sta chiaro. E lingue e identità, in che rapporto sono? Ma sì, le lingue e identità sono fondamentali, no? Però ecco qui io penso che una persona può diventare di un'altra identità, ossia pur essendo una lingua mari, una cultura mari e un rapporto particolare, una persona durante la vita se impara un'altra lingua, un'altra cultura e assume anche un'altra identità nazionale, no? Dunque, per esempio, io ho imparato il francese a un certo punto della mia vita che non mi interessava né nulla e mi sono chiamato dentro dal modo di vivere, del mondo. Io so anche furlan, ma anche francese, mi considero. E dunque, sì, si può
si ha un'identità di partenza, come si ha anche un'identità di arrivo. E in che senso io ho paragoni, anche se mi permette, il discorso delle lingue e delle religioni. Io ho visto lo stesso rapporto, le lingue mari e le religioni di partenza, che per noi è il cristianesimo, però un uomo, secondo me, non può più vivere con dome una lingua e dome una religione. Allora di conoscere anche che altri. Chi sta al permette, sia le lingue che le religioni, di conoscere più le lingue e più le religioni, di diventare, di conoscere e di diventare più tolleranti. Perché con che uno alza le lingue e al conoscere le religioni, al vedo che tanti robi sono compagni e che alla fine gli uomini hanno di buona volontà e le femmine anche gli stessi obiettivi, insomma, vivi in maniera autentica, tira su frusche, vivi anche loro in maniera autentica, insomma, domandarsi sul perché si incade, insomma, queste domande sono tanti metodi, no? Però un chiaro, sperimentato anche a che si chiama di immersione. Venga stai che i frus piccoli, per esempio io penso alle scuole di infanzia, che si chiamavano una volta l'asilo, potresti fare attività, socializzazione, gioco, in differenti lingue. Venga stai, per esempio, un'ora in lingua A, un'altra ora in lingua B, un'altra ora in lingua C. Oppure si può arrivare anche a mezz'ora per 4 volte alle settimane, dopo 3 o 4 anni hai imparato le lingue. Quindi lei è un lavoro semplice, basta che però chi che vengono a fare le attività in che ore, le sapete bene e facete in modo che i frus non capiscono che loro conoscono anche altre lingue, se no non le imparano. Quindi avete quasi una roba automatica, sì. A Sameares. Automatiche, sì, automatiche. Ovviamente noi abbiamo una questione di lingue, che è una roba generale. Queste persone si hanno di partire dentro anche un po' di cultura, modo di mangiare, insomma. Sì, quindi non fermarsi a struttura grammatica, quello che no, assolutamente le lingue non si studiano, si doprano. Non si studiano. Quindi il miglior sistema per insegnare doprare in pratica. Sì. Le migliori maniere per imparare è doprare all'interno di una realtà comunicativa. Le lingue non si imparano se non all'università studiando. Anzi, se si studia si impara nulla delle lingue, perché sono lavori noiosi, stufi, insomma. Quindi va più la pratica in qui che non la grammatica, come che si dice. Sì, beh, insomma. Poi per sintetizzare. Chi val più le pratiche che le grammatiche, sì. Chi te le lingue, di altri bandi le robe un po' differente. Ecco, andare alle domande che ha letto proprio dal libro, a c'è conventi una lingue, no? Sì, sembrano una domande stupide, ma che però possono essere diverse. Beh, una lingua, come che dite, ha una dimensione biologica. No, queste sono le robe che... Perché si sono confrontate le culture letterarie e le scienze, no? E si è messo le lingue e letteratura in te culture letterarie. Invece le lingue è realmente una realtà biologica, perché come che io dite, e cambia il cervello di un furlan, le fa microscopicamente, microanatomicamente in maniera differente di un che ha imparato l'italiano di piccolo o l'inglese. E quindi ha una valenza biologica, le lingue è dentro i cervelli dai furlans. E perché esiste le lingue, è un problema secondo me biologico, perché come dite dal libro, le lingue servono per unire che le favelle e separare di che altri. No, separare per vari motivi. Dopo, non è una separazione assoluta, perché le persone, come che dite, possono anche imparare altre lingue e entrare in altre culture, però è una sorta di, si chiama pseudo-speciazione culturale. Non è difficile. Difficile, ma per esempio che si chiama dai canarins, no? I frangei. Canarins, frangei e cantano lingue differenti, a seconda dei paesi dove stanno. E hanno anche qualche frangelo, qualche canarin bilingue, che al favele al chiante dos lingue differenti. Le comparazioni si possono fare a livello di sonors, perché non hanno, a me, i canarins, le significati, le semantiche. Il nostro problema è
il tema del nostro chiacchierare è tutto i frutti. Quindi sì. c'è molto arrivare e c'è insegnare ai frutti. Beh, come che dite, io poi c'ho avuto architettare una scuola bilingue. Beh, io so se le possibilità, non avrei nessuna difficoltà, come dicevi, a organizzare una scuola di infanzia, no? 2 o 3 anni prima di là alle scuole elementari, doprando le lingue dal paese, il furlan, no? Per esempio al mancul, come che dite, mezz'ora in D, dopo doprando un'altra mezz'ora per fare le attività solite, il tedesco, per esempio c'è così, doglie di Germania, e doprando l'inglese, un'altra mezz'ora, e l'italiano, un'altra mezz'ora. Si può arrivare fino anche a 5, anche a sloveno. E non è nessun problema, dopo 4-5 anni, si mettersi d'accordo su ce fa, no? I insegnanti e i frussi sanno perfettamente capire e favelà 4-5 lingue. Sì. Però lui ha detto in una parte del libro che sarebbe migliore che a insegnare queste lingue se fossero in di mari lingue. Sì. Perché? Sì. Perché i frussi copino, no? E copino le lingue, l'amore anche per le lingue, che le favelle. E dunque, se uno le sa bene o non vuole bene, i frus le imparano male e anche puoi sviluppare dei atteggiamenti e motivi contrari alle lingue. Può esserci anche un no di marilingue, basta che le sapete bene, insomma. E quindi è importante mettere il cuore, insomma. Sicuro, sì. I frus, si sa che i frus piccoli sono competenti su una realtà, le competenze si chiamano emotive. Loro capiscono subito, se uno ha le aiuti morali, loro lo capiscono e noi vanno da orplo. Dunque uno ha di essere motivato, entusiasta, se no loro dicono, perché di copiare che è così mal mettuto. No. Se me resti magari i frutti non arrivassi in attacco. No, capiscono, perché sì, capiscono al di là delle parole, no? Come un po' anche tanti animali, capiscono il parole, se le nervose, e dunque i frutti nascono con una grandissime competenze relazionali e affettive. Ecco, quindi noi allora, finita una certa età, dovremmo avere questa attenzione. Che l'età migliore di disegno finta di torre si è veduto che esistono 2 o 3 momenti critici. 0,3 il migliore, 3,7 un lavoro buono, 7,12 a vonde buono dopo un disastro. dopo si impara, ma il metodo è sempre quello, si impara non studiando in genere, ma doprando le lingue. Per esempio, un metodo che ho adoprato per imparare l'inglese è stato di films. No? Io vedevo di grande, vedevo 2 o 3 films per inglese, hindi, per un 6 mesi, finché a un certo punto capivi ciò che dicevi. Perché il primo momento una persona non capisce, non fa bene. Dopo il secondo momento, una seconda lingua che sta imparando, e fa veloce, ma non capisce nulla. No? Uno ha le buone idee, dove la isa al treno, troppo costi del pan, ma chi non è sapere una lingua? Si comincia a sapere le lingue come che si capisce. No? E perché anche il frutto piccolo, prima il capisce e al fa veloce, dopo il capisce sempre di più e al fa un po' di più. Quindi le prime barriere è che di comprensione. No? E che barriere lì, per esempio, per un grande, o l'ata al paese, no? o poi si dà dai film, perché i film hanno anche tanti componenti affettivi. Se lui ha visto, per esempio, i telegiornali, in una linea di foreste, neanche sanno visto di per 6 anni, non le impara. Sono tutti elementi da chiacchierare, discorrere. Sì, perché non sono vicende di vite anche, perché uno ha bisogno di vedere perché gli dite il film, perché dal film ha l'amore, le persone, insomma, che è una strada. Le strade migliori è sempre
comunque che di favelà con altre persone, sì. Perché gli uomini si fanno in dome robis in cui è croding, che sedi importante fa. E finché non vede che una lingua è importante, utile, non lo impara. Se con sé si può dare ai genitori, proprio le attenti al nostro mondo, al Friuli e via, c'è molto indirizzare o c'è molto comportarsi in questo tempo proprio da slave. Sì, ma io anche l'ho scritto al libro, no? Ho invitato i genitori furlans a favelà per furlan con i fros, no? Anche in modo dopo di design che ho scritto il libro, pensi che valedi le stesse questioni. E come vivi in un mondo più complicato, però, quindi hanno imparato anche altre lingue, no? L'italiano è naturale, l'inglese anche, o pensi, ma però bisogna non fidarsi tanto, per esempio, dall'inglese, perché può essere fra design il cinese più importante dall'inglese, quindi le robe si possono cambiare di un momento all'altro, per cui io non sono tanto favorevole alle scuole internazionali, no? Dove che, come sa, a Udine mi pare andare più di una, dove che i frus studiano come per inglese, no? E vengono fuori dai frus, dai giovani che non sanno più né l'italiano né il furlan e sono dai inglesi che vivono qui o americani che vivono in Italia. Ma metti che si sposano qui e che vanno a lavorare in banche oppure e non sanno neanche scrivere una lettera o non sanno bene l'italiano, no? Ma questa roba parte anche dal lato psicologico qualche mutamento? Beh, sicuro, perché comunque uno studia così e va anche per l'italiano, no? Una scuola dove in inglese o dove per italiano e passi non dove valori delle lingue, ma anche le importanze delle culture. Venga stai che chi si pensi che il furlan e l'italiano sono delle culture subalterne, sottanis, e l'inglese è l'unica cultura valida, ma viveranno sempre qui e quindi si sentiranno sempre dai pesi furdeaghe, ma è succeduto le stesse robe per i furlans che hanno imparato come l'italiano. Forme di violenza che stanno per certa specie. Sì, che ha portato l'Int a pensare che l'italiano era giusto, era le novità, il furlan era una roba che non serviva a noi, ma è un'idea colonialista che i furlan si hanno interiorizzato, purtroppo. Ma dopo però è stato il passaggio di Sotan, nel senso che dopo voi volete insegnare dove magari gli italiani smenteranno la marilegna. Ah beh, sì. Che il passaggio qui dopo no, io dal libro, lui non l'ha letto le seconde parti, le prime. Io ho cercato di spiegare perché esiste, secondo me, i furlan si hanno abbandonato il furlan perché negli anni 60 esiste una smania dal progresso, che è l'enchimo, no? E che volte leve di moda duce che era nuovo, no? Per esempio si buttava via le cusine vecchie, spolere, le chiadrei, e si voleva vedere formiche, no? Macchine, via tutte le piere e anche via il furlan e l'italiano. Dopo si da qua c'è errore come fatto a buttare via tutte le robe vecchie che insomma come erano robe che avevano un gran valore, così anche il furlan. È una questione ideologica basata su un progresso che era un'illusione, penso. Il mondo a scuola, in questo contesto da lingua furlana, c'è molto da lui. Come che dite, sì, io doprerei se è possibile, perché se non l'ha insegnato dal poeta, però cercherei di improntarlo sulle lingue che si favela dal paese, dal comune, insomma, e manco con che sono piccoli, dopo che diventi più grandi e poi di conoscere anche altre varianze, e imparare magari a scrivere anche tu ne coine, però le scritture le saresti io dopo le medis, no? Le scritture non è assolutamente importante, neanche le letture, tanto fra un po' di anni si farà tutto in maniera automatica, come avevi già detto tanti anni fa. Pensi che sì, perché come per esempio vinco già dai libri, no? Dai piccoli computer, che lui ha libri dentro, no? Si chiamano ebook, che i puoi in lei,
il libro. Sì, questa è una domanda importante, però hai di dire un'altra roba, non è te scuole che si giocano nelle lingue, perché questa era una visione semplicistica di certi politici furlani che pensavano che mettendo il furlante a scuole avevano risolto il problema. Perché una lingua sta in pins e ha di crodici i genitori, i nonnos, le comunità, no? Perché i frus eseguissero i valori della comunità. Se vedono che noi crodiamo più, si può smettere il furlan a scuola e sarà la materia che darà più fastidio, come che sta succedendo. Quindi il lavoro le di fa su più livelli. I genitori sanno capire l'importanza del furlan, i nonno sanche, non furlan sanno capire l'importanza del furlan, e dopo le scuole riportano questo valore, no? E ovviamente, come l'ha detto lui, e come che hai spiegato io, dall'asilo, dalle scuole di infanzia, si fa attività. Dopo, più in avanti, si fa in materie. Non si insegna le lingue, mai. Le lingue si insegna all'università. Si la dopo, per esempio, si può fare storie o religione, per furlan. Una materia o due si fa per furlan. Purtroppo, c'è un problema se nasce dal fatto che non crediamo, o una sottomissione interiore a altre culture. So, penso che italiano e inglese a sé di migliore, era un errore grave, che lo hanno anche gli italiani, se gli italiani lo hanno rispetto all'inglese, no? Questo colonialismo linguistico al parte d'ome disgrazie. Ma non è una cura perché questa malattia? Una cura, sì. Le cure è voler bene e conoscere le proprie culture. Vabbè, pensi che questo sia un messaggio importante. Sì, no? Sì, vuole bene e conosci. Cioè, qualcuno vuole bene e non la vuole conosci. Qualcuno la conosce ma non la vuole bene. Insomma, forse anche qualche roba d'altri che, insomma, bisogna riflettere un po'. Benissimo, grazie professore. Bene, prego. Bene, diversi elementi venuti fuori, no? E quindi ringrazio il professor Frank Fari, intanto il professor Bruno Forter si sta chiamando, no? Perché dopo lui al VUL, e in un momento siamo professori, facciamo un momento un staccut con Gigi, i mudi rompi, se noi diamo masse elementi subito, e dopo il professore alticerà e perché la gusto di sentire qualche domanda, no? Professore. Ecco, allora Vince Intuccio che l'ha detto. E anche il finale, robe importanti che vengono a partire da noi. Il discorso anche di essere attaccato a un territorio, a una lingua, e tutto ciò che da ora. Comunque, con Gigi, non proprio anche a PA che il discorso di c'è calere, c'è calè, e il discorso da memorie, e tutto che si fa. Ah, sono impiato. Non sai che fa ogni volta? Ecco. Sì. No, però ascolta, no, mica. Tu sei aiutato che ti hai creato questo bel momento poetico, no? Però, scusa, io tutto il professore qui fare, tutto bello, in prim plan, quando comparisci io, con chi ben fuori, sembra che siete un fantasma. Che aveva un problema tecnico, che quando il professor Frank Fari hanno bisogno di tutta la tecnologia che tu hai avuto al concerto, con Faros che ti arrivi su famoso che ti fa invegni come un pevarone che è malmaduro. Ecco, Gigi Maieron. No, questa canzone che mi interessava sempre da questo argomento, Vino, tabacco e cielo, no? Un titolo particolare, Vin perché queste persone, questo adulto, questo grande, questo nonno, che può essere un barbe, che può essere un emari, un agno, un ami, in questa chiamina, in queste passeggiate che si portava da urches frutto, che dopo è un po' il riferimento che qualcuno è stato per noi, è il riferimento che dopo noi vindaiesi per i nostri figli. Ecco, è una passeggiata, allora il vino era l'odore che stomma al veve, così che sentore di tabacco e che
Cil, che in qualche maniera l'accompagnava la chiaminata di tutti, insomma, no? Ognuno aliut in che Cil, qualcuno ha un nome il colore, qualcuno invece ha oltre. E volevo presentarlo semplicemente così, su quel che è l'importanza si riceve appunto da riferimento, quindi da guide. Come volevo agganciarlo a questo discorso sulla memoria, ma una memoria anche questa in movimento, là che come diceva il professor Fari, tu parti dentro tutto, ma anche periodi i passi da fare, in quel just mix, passami che termine, di passare, di ciò che è stato e di ciò che è da venire. La tradizione, così come l'identità, diceva qualcuno importante, Gustav Mahler, diceva alla desi un fug da tegni impiat, da sostegni, e non della cenere da venerare. La memoria. Guardare un tratto di vita e raccontarla così come è stata significa mostrare ad altri cosa hanno visto i tuoi capelli bianchi e quello che si nasconde sotto alle tue rughe. Musica e parole di un vissuto. La memoria è un'eredità che va legata al presente. Per chi non si accontenta delle contaminazioni o delle modernità, sa che il rischio di considerare presente e futuro come unici interlocutori di una vita è reale. Sa che la memoria non va caricata di folklore, perché così la si priva dell'anima per mostrarne il vestito. A rimpiangere il passato c'è il rischio di una memoria imperfetta. C'è il rischio che da una parte resti il mondo reale e dall'altra la favola. Come il mito che per esistere deve valorizzare i suoi meriti e non dichiarare difetti. Ogni epoca porta in sé la parte chiara e quella scura. Così all'eccessiva ricerca delle comodità di oggi si contrappone la povertà dei mezzi di allora. Così all'eccessivo individualismo di oggi si contrappone il senso d'insieme di allora. La memoria suggerisce al presente dove si è già sbagliato. Non dà imposizioni, non dà obblighi, si lascia leggere. È un'eredità. È un'eredità, va usata come tutti i beni senza abusarne. Usare quello che abbiamo con i riferimenti che ci hanno formato. È l'uso del cellulare che confina con il silenzio di un nonno. L'uso di un cellulare che confina con il silenzio di un nonno. È la legnaia sotto casa, dove una volta c'era la stalla e dove oggi, ad occhi chiusi, sento ancora il profumo del letame. È ripercorrere con il pensiero la vita e avvertire ancora i piaceri e i dispiaceri. Chiarire il senso con l'occhio della distanza che vede il panorama largo e non si ferma a un punto solo. E le montagne sono bianche e la neve cade ancora. Camminavo dietro a lui come il sole alla collina. Aspettavo i suoi racconti, imparavo i suoi silenzi e al suo canto alpino
raccontava i modi duri di una terra d'oltre confine, di una donna che non c'era, anche l'amore era straniero. Poche parole, solo quelle che doveva, bosco senza segreti, gigante senza difesa, è libero come il pensiero, forte come il suo tabacco, è libero come il pensiero, vino, tabacco e cielo, è libero come il pensiero, forte come il suo tabacco, è libero come il pensiero, vino, tabacco e cielo. Sapore di bosco, di pece, di aghi di pino, di momenti così belli che ti restano vicino, di un'età che cresce presto, dell'affetto di un bambino, di persone che si incontrano, del primo bicchiere di vino, è libero come il pensiero, forte come il suo tabacco, è libero come il pensiero, vino, tabacco e cielo, è libero come il pensiero, forte come il suo tabacco, è libero come il pensiero, vino, tabacco e cielo. Quando poi se ne andò via, portò via molti segreti e le sue mani di lavoro, il suo abito buono, e le montagne sono bianche e la neve cade ancora. Camminavo dietro a lui come il sole alla collina. E come rivin col professor Bruno Forte, che metterà al tiro d'ogni un po' che tanti elementi che vi già ascoltato, al giuntarà di Aitis, e così sarà la possibilità tanti dopo di poter controllare e di ticciare la chiavale, come chi dice, no professore? Allora per presentarlo stare su una pagina, lui mi ha detto non sta di noi. No? Però lui è insegnante, le insegna dall'Università di Trieste, una sede staccata, no professore? Sì, a Portogruaro. A Portogruaro, e è un personaggio talmente da scuola, è stato proprio rappresentante anche a livello proprio nazionale, dai maestri di tutta Italia mi pare, no? Bonde. Però il discorso del Furlan lo ha tal cura e lo vive, quindi nessun migliore di lui poteva trattare queste temi. Professor Bruno Forte. Bandi. Allora, buonasera a tutti, e so chi, e a tutte e a tutti, e so chi, perché ha un motivo di amicizia e di affetto con chi sta qui che è il vostro plevan, Don Harry. E quando al telefono Don Harry non si può dire di no. Per tante ragioni e motivi che vengono di drenti. Ecco, allora, io sono chi a Sudri, io sono un lavoro contento di sei chi,
e di ragionare con altri su un problema che è la nostra vita. Ragionare sulle lingue è ragionare sulle vite. Questo è il ponte. Sono già state dette tantissime robe. Posso fare la spiers, quartis e barcons di tutte le sbandis. Ecco, allora si tratta di ragionare e rifletti su questa situazione delle lingue, esperienze delle lingue. C'è molto muovi le lingue, perché non è un discorso. Io sono d'accordissimo quando lui ha detto la scuola non salverà mai una lingua. E perché? E perché c'è molto imparino i fruttins, i piccioli a chiacchierare. Imparino perché sì, drenti una realtà affettive, emotive, di relazioni. Allora, drenti che realtà lì si impara a chiacchierare. A lei l'apprendimento più importante delle nostre vite, imparare a chiacchierare. Se volessimo imparare a chiacchierare a scuola, saremmo in dubbio mutos. Perché la scuola non può insegnare a chiacchierare, perché hai volo un ambiente, un clima, o si dice migliore un'atmosfera. Cioè hai volo un ambiente, una situazione che è situazione di esperienze di vite. La scuola è un tocco di vite, ma comunque è una finzione, un'immagine di vite. Non è la vita plena come caposei la vita in una famiglia, in una realtà. Tanta è vero che tutti quei fruttins che un tempo aveva in famiglia e stava in drenti che si chiamava il brefotrofio, che erano dagli orfanotrofici, che là che si stava a tenere in fruspicciui, il primo ritardo che avevano era quello da chiacchierare. Arrivavano a 3 anni senza sapere chiacchierare. Perché? Perché mancava il clima affettivo, relazionale, di immersione, di stadrenti. Allora, la lingua è la vita. La vita è tradotta in un simbolo che le prince chi sintin, non passa di chi, a passa per il cuore, c'è chi sintin, c'è calvendrenti e dopo certamente ai volanti una riflessione sulle lingue. Ecco, la scuola non salverà mai una lingua, mai. Anche se è importante la presenza delle lingue anche alle scuole. Ma alla dite ben il professor Fari, a salve una lingua, neanche nome la famiglia, una comunità. Che vuol dire, la parola comunità vuol dire che viene una condivisione insieme di valori, di significati, di esperienze. Non basta la famiglia, hai vol una famiglia che ha già una piccola comunità, drenti una comunità che vedi una coscienza. La parola coscienza vuol dire scienza, no? Quindi sapere, significati, valori, no? Di una banda, insieme, quindi una condivisione. Hai volo una comunità che vedi che consapevolezza, che coscienza condividute che la lingua è un valore, un gran valore. Quali lingue? Tutte le lingue. No, hai in mano un libro che è un lavoro importante, che è la Costituzione della Repubblica Italiana, che dice 2 robe grandi a riguardo alle lingue. E alle dice che hai ben, là che si mettono i principi de fonde delle Costituzioni stesse e delle Repubbliche Italiane, che sono i primi 12 articoli. All'articolo 3 dice tutti i cittadini hanno dignità compagne e sono compagni davanti alle leggi, senza distinzione di sesso, di razza, di lingue, di religione, di opinioni, eccetera. Allora sono compagni senza anche distinzione di lingue. E all'articolo 6 dice un'altra grande roba.
la Repubblica, non dice Stato. E i costituzionalisti che hanno studiato, approfondito il tema della Costituzione, hanno insegnato bene la differenza che è tra l'Italia, che si dopre 2 volte soles durante la Costituzione. All'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica, eccetera, l'articolo 1, e all'articolo 11, là che si dice l'Italia ripudia la guerra. Le uniche 2 volte che si dopre la parola Italia, che vuol dire la coscienza plena dal popolo italiano. Dopo si dopre, una vore di volte, la Repubblica. Come in questo caso, all'articolo 6 si dopre proprio il termine, la parola Repubblica, che vuol dire la roba che viene in comune, res publica. Si dice la Repubblica è tutela con norme di queste le minoranze linguistiche. Cioè a dire che le lingue dutis, e in Italia si chiamano un nevore di lingue, minoritari, cioè piccole dal senso che sono chiacchierate di gruppi di persone. Pensin, per fare un esempio, il grecanico che si chiacchiera dalla Grecia, che sarebbe una realtà di Sicilia, una realtà di Puglia, no? Pensin, per esempio, i ladini, noi sindrenti che gropli, ma dopo sono catalani, sono altre lingue presenti dalla realtà, occitani, eccetera, eccetera. Allora, a dire che sono importanti le lingue, che sono importanti, sono passati 50 anni, perché appena dal 1999 è stata fatta la legge che applicava che l'articolo 6 della Costituzione, e la legge è la 4/2 dal 99, che dà disposizioni per la tutela delle lingue, delle minoranze, dentro anche la minoranza furlana, minoranza a livello italiano ovviamente, di noi chi è maggioranza in realtà le lingue furlane. Allora, perché sono sparite le lingue? Chi sono d'accordo per un tocco con fare qualche dice perché chi ben buttato via, qualche si in vignosi io mi metto delle macchine con le mie femmine sotto lì da municipi, e ogni volta che vengo in Chiarnie e vengo volentieri perché chi ha tanti amici con chi vi fa tocchi biei di strada insieme eccetera eccetera, e vi ho sempre dagli scempi a si dice per italiano, cioè des robes di uno sguardi, che sono le persiane, che hanno buttato via, che i tof, che erano così biei, no, tutti i barconi, sono orrori, che però sono spie che manchiate una coscienza di comunità. Si dice che sono i beni culturali che lì. I beni culturali, l'architettura spontanea si chiama che lì, no? Che sono il modo di costruire chiasis, eccetera, eccetera. Noi vi buttati via perché non si mangia della coscienza culturale delle comunità, così anche le lingue. Ma è un altro motivo, secondo me, perché le vi buttate via, perché si diventa un po' dentro una logica funzionalistiche, economicistiche. C'è mi serve una lingua. C'è coventi una lingua. Par facedie. A si dice che il furlan non si va poi in là di Sacil, non si arriva neanche a Sacil, perché a Sacil già a chiacchiare in Veneto, e quindi a c'è mi serve. E è un professore dell'Università di Chicago, Martha Nussbaum, che ha scritto un libro bellissimo che si intitola, tradotto in italiano, Non per profitto. La che dice che il PIL, che hanno un'associazione, hanno messo in drenti per tutte le sbande, no? Questo PIL, in realtà ha tutto una fuffine, perché? Ha fatto un esempio bellissimo.
a fare l'esempio dal Sudafrica. A dire, ma c'è interessavi dal PIL, s'allave su e lave giù il PIL dal Sudafrica, a che vivi in te sbaracchis, ma cavadi su, cavadi giù, per loro la situazione non cambia. A interessare nome la minoranza blanche che aveva in mano tutta la situazione. Allora, a fare questi esempi per dire che bisogna stare attenti a non pensare che qualche roba a coventi e serve indispensabile perché è utile immediatamente. E a fare tutto un discorso per dire tante robe che sono importantissime non danno noi. C'è coventi e la filosofia che sta a pensare non covente noi. Dal senso non servisce a noi. C'è coventi è l'arte, la pittura, non covente a noi, dal senso, no. C'è coventi è noi, tante robe, eppure sono importanti perché esprimono le culture, il sentì di un popolo, di una realtà. Allora, il discorso della lingua è tutto chi? La lingua è un tocco importante vita. Addirittura sono degli autori che non dicono lingua e cultura, ma mettono in tutta casa lingua e cultura, quasi per dire che non si può rompere il legame tra la lingua e la cultura. E c'è la cultura, se no una coscienza di un popolo, oltre che di una persona, ovviamente. Andite ben tutti quanti, anche la storia dei Kramars, dei Marocchins, eccetera. Attenzione, perché noi vindi dalle ledrici, ma gli amici dall'America Latina dicono che bisogna dare le ledrici, ma bisogna anche dare salis. Pasquela, non amo le ledrici. E il discorso delle memorie che l'ha fatto benissimo, in termini tecnici si dice che bisogna lavorare per una memorie attive, vive, non per una memoria che sevi il parco delle rimembranze. Infatti io gli hai pure quando che per esempio le scuole mi fanno i nonos. Io sono nonos, si è nervosi, quindi... Ma attenzione, perché è vero che la lingua, la cultura, le esperienze, le lidrisce sono importantissime. Però attenzione che la lingua e la cultura ha di diventare per capire il mondo e per costruire il mondo di domani, per proiettare, e la parola è proiettare, vuol dire buttarsi in denante, non in devoro. E la scrittura, chi viene un maestro, dice che chi mette mano all'aratro, no? E a si volte per devor, non le fa per il regno di Dio. E in modo ai primi libri dell'Antico Testamento, se uno si volte in devora, diventa di sal. Per dire cioè che non si può pearsi in senso fair alla memoria, si diventa di pierre. Bisogna invece avere una memoria attiva, così come le parole sto a dire benissimo, identità. La parola identità a me mi fa sempre tante paure, perché dentro la parola identità si identico, identico. Che è una bruttissima parola, perché vuol dire che pensi a una cultura unica, un vestito a misure, a taglie uniche. Guai. Il discorso è stato fatto benissimo di dire che l'identità è dinamica, dialogica, cioè si confronta, cammina, si sviluppa, cresce. Allora, l'enghe non vindi ve pure adoprare queste benedette lenghe. E io ho sentito che chi la adoprai le lenghe però a Sudri.
io i sento, prima passando per strada, i sentivi e i dicevi alla mia femmina, io tu che chi alla dopo veramente. Però bisogna stare attenti anche chi c'è l'enghe chi do prim. I fas l'esempio, io i vivi a Rividischie, che non sono al Sala Calais, è un piccolo borgo dal comune di Codroi, piccolo, che non sono tante animis, non le nuie, neanche la Glesie, perché il conte di Coloret, Parpuni, non fa neanche le Glesie, chiacchierin dai tempi antichi, quando le Glesie potè, era in Peas, l'unculatri, purtroppo. E allora non le nuie, non è un bar, non le nuie, sono le persone. Allora i vin d'ogni di chiese, 3 generazioni, la none, lì a chiacchiere in Duccio Furlan, Duccio, 100%. Anche un signore che è venuto dall'Etiopia a chiacchiere benissimo in Furlan, Duccio. Allora, d'ogni chiesa nostra è una nonne di 90 anni. Io mi consoli. Perché a chiacchiere un Furlan sflandoroso, bielissimo, con tutti i mosdi di tutte le... è che la ricchezza di una lingua. Noi non le lingue funzionali, mandi di là, torna, va, ven. Allora sono i significati. Una lingua che si dice in termini tecnici codice elaborato. Noi che chi sta avevi studiate, ma io gli simpi che Pascal che era un gran matematico, un ingegnere, un grande filosofo, un gran letterato, non era mai stata a scuola, è mai stata all'università, mai. Pascal era un genio, perché aveva un pari che gli ha insegnato, che era attrezzato, eccetera. Bon. Allora, chi non è che fa scuole, ma chiacchiere in una maniera stupenda, bielissima, alle di consolarsi. La figlia a chiacchiere sempre per Furlan, ma è un Furlan un po' più, non sai c'è un po' più stretto, un po' più puar, un po' più puar. La figlia, che sarebbe legnece dalla nonne, a chiacchiere un Furlan di uno sguardi. Tutti funzionalisti che vonde, cioè i di là, i di fa, mandi, mi di tu, ciao di comprare. Ma si è perduto tutta la ricchezza delle lingue. Che non è nome di come che da lingue straniere noi domandi la calè il treno, la calè la strada, eccetera, no? Ma gli hai di vedute che si pierde, tutte che bellezze delle lingue sono finite. Cioè non mi basta di vedere. Allora i frus, la lingua che altri si vede di Ciridi, di portare in denante, è la lingua forte, che comunica i sentimenti, che comunica i significati, i valori, la bellezza delle vite, dei boschi intorno, dal bosco, dai prati, so io. Desglesie che vede ogni santi lassù insieme ad ogni cimitero, attorno ai cimiteri. Ecco, e anche Santo Ulderico, non sting mettilo in secondo plan. Ecco, ma bisogna che la lingua sedi vive, biele, grande, larghe, se no si viene a lingue strette. E ci fascinano solitamente. E come ci a chiacchierare a partalian? Ma il talian che chiacchierin non è un talian codice elaborato, biel, no? Qualche benigni al fasci comenza Dante, i sentis, no? C'è robe che vengono fuori meravigliose. Ecco, allora, noi dobbiamo un linguaggio puar che le dopo tutto il linguaggio di televisione. Il congiuntivo non esiste più, il condizionale neanche, ormai è sparito tutto. E gli, le, loro, mi, a me, mi, e avanti, sono di ordinaria amministrazione dalla televisione. Allora noi
volentieri chiacchiere in italiano con la lingua quasi come di dalla televisione. Ecco, se provassi a chiacchierare il furlan come chi chiacchierà in schia sudri normalmente, ecco, i nostri fruttins cominceressero a sviluppare il ciruviel, ma è il coro, ciruviel e coro, sono peas, che fanno la persona. Allora, si potesse dire tante altre robe, la scuola. Allora, partendo dall'idea che Fabro l'ha dita giustamente, la scuola non salva le lingue, non salva la cultura di un popolo. Tanto è vero che noi viodin che l'antindenant come in chi stimp, la scuola fa 1000 progressi su tutte le smonate di chi smonta, ma non comunica poi i significati, parole difficili, antropologici che stanno intorno all'uomo. Perché cultura deriva dal latino colere, che vuol dire voltare la tiere, voltare la tiere, vuol dire che sei peade alla tiere, peade a un territorio, a una realtà, se no non è cultura. Don Milani, che era un predi toscan e di grande ciruviele di gran cor, diceva una roba importante. Diceva, voi in via Tornabuoni, che sarebbe la via in di Firenze, no? Là che sono tutti i negozi, scuole smartis, eccetera, eccetera. I vostri frus, diceva, a Sandut dalle smartis, ma è una roba finte. I miei frus, che io sentivo come che fossero i miei figli, che stavano in su a Monte Giovi, che sarebbe sta Mugello, i miei c'ai mons, poi spierduta, sarebbe Gioviel, ecco, per dire, manco di Sudri, ecco, per dire, i miei, dice, a conoscono perfettamente tutti i nons, dalle splantes, tutte i nons, dai lens, eccetera, eccetera. E che, dice, è culture vive, vere, peade alla realtà. Guarda, si vedono culture finte, artificiali, diceva. E si indrenti che discorso lì. Allora, il problema delle scuole, è un problema di mani, prendi tutto, cioè un problema di insegnanza. Noi abbiamo una legge antiregionale, che è dal 2007, che a un certo momento ha proiotto provvidenze, eccetera. Io sono stato imberdeato dentro che robe lì, sevi per la 4x2, sevi per la legge regionale. E sempre sostenuto che bisogna investire, metti bes, ma prendi tutto i deste coce, la coce weight non si va da nessuna banda. E qual è il problema? Bisogna formare insegnanti. Alle di ban, formare insegnanti. E non può dire la logica che noi abbiamo avuto per tanti tempi in Italia e che anche noi abbiamo purtroppo, che è di formare l'insegnante che insegna ai piccoli e di una formazione più piccola rispetto a quel che insegna ai grandi. No? Come se al pediatra avessimo di fare manco università rispetto al geriatre che sarebbe quel che cura i vecchi. Chi è esattamente il contrario. Perché il disastro si fa a ste scuole dell'infanzia e ste scuole elementari, primarie. Lì hai grandissime competenze professionali, e linguistiche e culturali. Perché se no lì si fa un disastro a volontà. Allora, come ci succede? Allora, tu ti domandi l'inglese. A noi scuole dall'infanzia che hanno metti d'ogni l'inglese, giustissimo, dici io. Ma c'è inglese? Cui lo insegna? Cui lo insegna? Conosci l'inglese come Dio comanda o no? Oppure faceva come quel che diceva impari la lingua con i frus. Non va bene. Perché poi a son piccoli a impari immersione, cioè per
che sono drenti, come un bagno, no? Ecco. Allora, questo è il problema della formazione di insegnanza, anche per il Furlan. Però questo nasce in misure peade con le comunità. Io faccio un esempio di scuole che conosco, che i viadotti, eccetera, che sono le Val di Fassa. I ladins, sono doglie chi, è mica cussato là, sono chi, è un tir di sclop. Loro hanno i circuiti culturali, loro hanno tutte le scritte sbilinguali, pardon. Loro hanno, perché è una coscienza tale tale comunità. E allora di conseguenza loro hanno ottenuto con norme di autonomia, con la A maiuscola e la A grande, no, come la Neste che ha un'autonomia con la A picciole, ecco, hanno ottenuto competenze grandiose. Loro hanno una scuola che ha già tutto i programmi, eccetera, tranquillo. Coscienza della comunità. Lì si perdono. Naturalmente fatta anche le coscienze delle famiglie, ma io dico non bastano le famiglie, perché poi le famiglie hanno di sé peade in una comunità. E chi vede questa esperienza, viviamo tante inchi, tanti bei genitori, giovani, eccetera, è una roba di consolarsi. Allora bisogna liberarsi del cuore, ma come io non posso fare l'unghie, perché sennò starei in chi fin domani. Allora, domandis. A dire in francese, dopo un'espressione, un'evore biele, a dire, alle miglior l'homme de la question, che sarebbe l'uomo e le femmine, si capisce, che mette in domandis, piuttosto che l'uomo de la réponse, l'uomo della risposta. Questo è importante per fede, è importante per la cultura, è importante per vita, è importante domandarsi, che vuol dire rifletti. E penso che sì, andiamo fuori diverse box e vi avresti fatto tutti gli esami di coscienza un po' tutti. Perché i impegnatori restano al tempo da religione in diversi settori. No? Io credo di sì. E il peccato più grande è che di omissione, cioè c'è che non si è fatto e che si poteva fare. Che è il piede di Duccio. Perché il peccato attivo, dici così, beh, insomma, al manco le alca le alche, nuie alle nuie. E che è di omissione, cioè che è di ritirarsi, di rinunciare, è che è il più grave di tutto. Vedo che dunque qualche domanda? Sino in un punto di non ritorno, professore? No. Ma no, hanno l'embaito un po' di non ritorno, mai. Ma hanno sentito le smonadis che hanno sconti, no? Allora, i vevi in dive, manchiance di aghe, io i siccità, i vinvud non vier con aghe, nevu, altri, tutte, insomma. L'uomo si è sempre adattata, ha la capacità di adattarsi e noi abbiamo anche un altro animale che ha una capacità di adattarsi, che è il cocal, sapete c'è che è il gabbiano. Il cocal che ha la chiantata di aso marino, eccetera. I cocai vivevano al mare e mangiavano pesce. Dopo che noi abbiamo le dischiarie là, dei rifiuti, là, eccetera, bene, ci hanno fatto, avevano drenti, tecchiere, hanno cambiato il modo di mangiare, per cui mangiano chiare, viers, eccetera, eccetera, e quando vi vedessi il trattore scavato in alla chiara, vi vedessi questo nulo sgrande di cocai che corrono di voi. Alle un degli esempi più grandi che noi abbiamo sotto voi di cambiamento, di capacità di adattamento a una situazione nuova. L'uomo e le femmine ovviamente, l'uomo in generale, no? Abbiamo una possibilità, una potenzialità enorme. Noi abbiamo una figlia che vive in Sudafrica, va bene? Il Sudafrica è il paese al mondo che ha la più grande presenza di lingue.
sono 11 lingue nazionali. 11. Infatti è anche il museo delle lingue lì in Sudafrica. Perché la realtà che ha più grande presenza linguistica. Noi abbiamo un nevoto che come ha quasi 3 anni. Lui ha chiacchiere 3 lingue. Va bene? Italiano, perché i genitori si chiacchiere in italiano, a chiacchiere in inglese però quando a chiacchiere di lavoro tra di loro. Dopo a chiacchiere in inglese, perché ovviamente le lingue, a chiacchiere perfettamente anche il Xhosa che sarebbe una lingua locale, che sarebbe come il Furlan, perché la tata chiacchiere in Xhosa. Quando noi in Acchiataro, lo sentiamo, loro vengono in su, noi una volta da giù, loro vengono una volta da su, lui chiacchiere perfettamente. Qual è però il problema? Una persona, una lingua. Cioè bisogna che, siccome la lingua si fonde sulla relazione, bisogna che io vedi dinanzi un spieli che mi chiacchiere sempre in che lingua. Perché no, viene fuori tutto un mescedotto. Quindi lui al chiacchiere tranquillamente e mi dice, nonno, tatamo, che saresti in coscia al fiore, siccome a me mi piace tanto le rose, eccetera, lui alza, allora mi dice, mi spiega perfettamente, 3 lingue. Quindi non è il fenomeno che si da plurilinguismo. Sono dei studi bellissimi che hanno fatto l'Università di Edimburgo, hanno fatto dei studi proprio sui plurilingui. E dicono che si può tranquillamente fare, giustamente, imparare poi le lingue. Si impara in senza fadia. Attenzione, perché dopo una certa età accoventi anche la riflessione linguistica. Cioè, stiamo attenti che non basta l'immersione linguistica, perché una roba è chiacchierare le lingue, eccetera. Altre robe è le lei nelle lingue. Dopo è capire in senso più profondo, capire un'argomentazione in una lingua. Sono robute difficili, tant'è vero che quando i nostri fantasmi vanno in Erasmus, no? Vanno in fuori, la prima difficoltà grande è la lingua come apprendimento. Perché una roba è la lingua funzionale, una roba è la lingua per imparare, che diventa poi difficile. Ecco. Forza. Lese qualche domanda? Nessuno. No, ma le domande sono che un po' di riscaldamento e dopo non si muove poi, capito? No, dubbi, qualche interrogativo, qualche robe. Coraggio. Viercio. Ecco. Allora, io ho le sfide grandi, però assim tante smaris che fanno questa considerazione qui. Quando mandano i frutti a scuole, tipo di elementari o specialmente a medie, dicono che se ora insegnano il Furlan, notano la differenza fra chi ha imparato il nome l'italiano rispetto a chi ha chiacchierato il Furlan e dopo arrivano a scuola e va a imparare in italiano e quindi scrive, quindi hanno tantissime difficoltà che hanno imparato solo il Furlan a chiesa. Cioè che smaris che i frutti piccoli da quando sono nasciuti hanno chiacchierato sempre in chiarniel. Dopo chiaramente vanno all'asilo, quindi lo imparano a livello scolastico all'asilo l'italiano, però quando vanno a elementari e a medie hanno tantissime difficoltà in scrivere proprio. E le maestre fanno che cioè io ho tante smaris che dicono no, io non insegno il chiarniele a mio figlio perché dopo scuola sono le tragedie. Roba che hanno fatto come sfide, perché loro hanno imparato il chiarniele. Le tragedie sono le stesse perché se l'italiano è un po' italiano, che è il problema. Se la lingua è una pura lingua, qualsiasi lingua serve, capite? Che è il punto fondamentale. Allora, il problema è perché insegni che saresti viaggeresti tutto un discorso insegni male la lingua anche italiana anche a scuola, questo è il problema perché insegni come che fosse una traduzione la lingua non si allora a scrivere no? Sono andato là di mia zia no? Perché in Furlan si dice là di mia agne no? Allora lo traduce la lingua non si impara così per traduzione si impara per esempio una volta i
mestri e mestre vecchie di una volta perdut un altro motivo. Allevin, io mi pensi che va aiutando quando il mestre alleva il cuore di Edmondo De Amicis, a si leve che libri là, come che si leve Pinocchio, perché bisognava fare italians. E allora che i libri lì diventavano i libri spar. Ma al di là di queste robe qui, se ue si lessin dai libri, si contassin le storie, anche lì, i nonnos, i genitori, contà. La narrazione, a dire le Bibbie, di generazione in generazione. Questo è l'udì per fede, è l'udì per tutto. Non si impara perché lo mandino a catechismo. Lì si può dopo fare così, come dire, una limade, una sistemade, ma in realtà si impara perché è questa narrazione, questa contà, questo contare le storie, le esperienze, eccetera. Quindi, che storie qui non esiste. Il problema esiste che bisogna insegnare l'italiano come si deve, cioè tal senso insegnarlo in maniere attive, vive, non una roba grammaticale, passive. Questo è il problema. Hai voi competenze professionali, che è una fortuna, come giocare all'otto. E dopo vuole al Cati, professore. Diceva Pretoni Berine che hanno differenze tra formazione e educazione. Sì, però bisogna pensare che l'educazione è un errore grande e la scuola fa educazione per un effetto, cioè un tocco. Perché la parola educazione, dice un autore biel che si chiama Demetrio, che ha scritto un bellissimo libro, l'educazione non è finita, però dice a un certo punto che è sfinita, perché gli adulti si sono dati alla macchia. Capito? Cioè l'educazione è sfinita perché gli adulti sono andati alle guardie, cioè hanno abbandonato il campo. Allora, l'educazione è composita, è fatta dalla famiglia come parte di fonde. Anche lì però bisogna stare attenti perché sono famiglie e famiglie, c'è anche la famiglia che diseduca. Attenzione, noi chiacchieriamo sempre in positivo, ma esiste anche purtroppo come la realtà sociale, eccetera, educa e diseduca. No, il confine è sempre un lavoro difficile. Ecco, allora questa è la verità. Cioè, non basta l'insegnamento, ma vuoi si chiacchiere di apprendimento significativo, cioè di drenti, significati, valori, domandarsi il perché des robis, eccetera, eccetera, eccetera. Questo al bal, anche per il furlan, per la cultura nostra, eccetera, come per l'italiano e per ogni lingua. Quindi questi sono gli splabis che si contavano una volta, che addirittura dai programmi dal 1955 era scritto, è vietato all'insegnante usare la lingua o i dialetti locali, eccetera, eccetera. Quando le vigno Giosuè Carducci, le vigno tanti di queste sbande schi, va bene? Al Poldo, là, a Plan. Ecco, a un certo momento, quando è stato ispettore al liceo Stellini di Udin, è stato 15 giorni, e ta relazione, dite che chi, ecco, faceva stesso discorso, che qui dice l'italiano lo imparano male perché parlano friulano. Ma perché questo discorso? Perché di ora era tutta l'idea che bisognava annullare le chiacchierate locali, eccetera. Bisognava fare la lingua nazionale, questa era l'idea. E la lingua nazionale che era chiaramente un toscano a chiacchierare italiano, salè colto, perché sennò dopo di spengere, invece di spegnere la luce, per esempio, che usa i toscanismi cosiddetti, cioè, ma salè chiaramente a chiacchierare la lingua in una maniera, perché la lingua ne assume lì, la lingua italiana, capito? Ma questa era l'idea, peada che il discorso là, bisognava fare la lingua uniforme, quindi
in realtà non esiste questo problema, è inconsistente. Il problema è che bisogna che la Lega sia forte, vive un lavoro splendoroso, ma non è differenza. Professor Sifermin, se non dei altri interventi. Dice qualche domanda, perché abbiamo 20 minuti al filmato e Omar sposti in queste e non ha sentito il filmato, il DVD. Perché così vi fatto una mezz'ora di lavorare con il professor Bruno Forte, ne battuti di mano, si pensi che... Probabilmente avresti una serata nome col professore e per poter anche inviare... Mi interessava tanto che un calciacare, va bene. Ma vi provata, diciamo. Ragionare insieme è un lavoro importante. Sì. Perché chi si indispone come a scuole, no? E si chiama auditorium, come se noi avessimo le sorelle. Invece, giustamente. Voi. Io dissi, no? Insieme all'idea che si impara in tal confronto. Ma vi date la possibilità per il professore? Con la fronte a fronte. Ma vi dà la possibilità, ma se io che sono timidi. No. Ecco allora. Però bisogna mettere in pratica dopo, Se no, non basta essere d'accordo con le prediche, bisogna mettere in pratica. Ecco, io dico allora come chi vi ha detto, è che questo filmato fa dai frutti, il titolo è La fuga di mezzanotte, è nasciuto col gruppo che dal campo scuola, dal team scuola di Valdayer, e tanto ragionava sul comandamento dell'amore. Allora il lavoro di questi frutti è legato un po' anche a che esperienze che hai proprio da qui in nostre zone, che è da Chiesa di Pousse di Paluce, quindi il rapporto tra i frutti e i vecchi da Chiesa di Pousse. Andiamo insieme il filmato. Bene, complimenti con Watis perché sei attento e avete cominciato bene il campegno. Posso dire una roba che spero che hanno suavilisce, ma i ben pensato con gli animatori di proporre su qualche ora di scuola. No, ma non è scuola normale, i facendo in materie che non avete mai fatto, ad esempio ecologia, perché è importante, fini l'ambiente, teologia, difficile, ma perché è importante approfondire la nostra fede, e da chi con la filosofia. La parola filosofia vuol dire amor per sapienza. Allora, io propongo già un test di Kant, che è un filosofo tanto importante della storia della filosofia, e provi a io si rivai a capire, non è tanto difficile. Posso distribuire i suoi, anzi, l'animatore si distribuisce su altri, su un parola. Sì, dopo lei finta Dio, la finalità. Prego. Finta Dio. Allora, proviamo, io dicevo che Kant all'interpreta, al CIR di fa capire che si può conoscere la natura, il creato. Allora, Virgi, tu mi sono messo un tipo sveato e intelligente, allora, prova lei tu e dopo faccio un po' di riassunto. La finalità è il sentimento, giudizio è determinante e giudizio riflettente. La considerazione teologica della natura non è... Teleologica, vai. Mi chiamo una volta? Sì.
La finalità è sentimento, giudizio determinante e giudizio riflettente. La considerazione teologica teleologica. La finalità è sentimento, giudizio determinante e giudizio riflettente. La considerazione teleologica della natura non è, secondo Kant, una forma di conoscenza che si aggiunga e si sovrapponga a quella meccanica proprio della scienza. Per Kant la sola conoscenza teoretica della natura è e rimane quella scientifica, escludente dunque ogni fine, ogni rapporto con Dio. Allora, Virgi, posso spiegarmi con parole toste che tu hai capito? Hai capito che Kant era uno scienziato e studiava la natura. Sì, ma un po' più in profondità, ci riesci un po' più precisa. Hai capito praticamente no. No, Cerindi fa il serio, se lei era un po' difficile, ma mi ha detto che lei è un genio, Gabriele, allora lei tu il secondo capoverso e dopo tu ci riesci. La considerazione teleologica è ispirata dal sentimento, ossia dal riferimento di ogni fenomeno non più ad un altro fenomeno, nella connessione necessaria dell'ispirazione resa possibile da una categoria all'intelletto, come nella coscienza, ma la nostra soggettività come essere spirituale e quindi al sentimento che noi proviamo innanzi all'oggetto stesso. Boh, spiegami come con parole stosi, un concetto socio che tu hai letto. Boh! Ho capito tanto! Allora, già che mi sa me che come comprensione fin come da 0 10 siga manco un 3, e lei io e spiego l'insieme a mio, va bene? Allora, ascoltate bene, potete seguire anche su questo. Del concetto di finalità noi non possiamo fare che un uso regolativo. Il concetto della finalità e le idee della ragione muovono dallo stesso bisogno profondo del nostro spirito, il bisogno dell'incondizionato, dell'assoluto, dell'infinito che si conclude in unità definitiva. Ma le idee della ragione, come abbiamo visto, traducono questo bisogno nella coscienza del compito infinito che all'intelletto spetta nella sua opera di grande tessitore dell'esperienza. Beh, che il concetto qui è talmente semplice che non richiede spiegazione, ovviamente, no? Io ricercare il giorno e capire per nulla non c'è io. Non sai ciò che passa per il chiaro a fare robe così difficili. Che bisogna fare per rendere divertente che scampedio? Sì, non sei mica venuto a scuola. No, ti ho proprio preso. Ma, guarda, sveglio capitalc? Ma c'è barbe? C'è bales? Ma a me proprio la filosofia non mi piace, a te? Niente, non sei stufo di fare. Anche a me. Oh, ma che scampedio, non mica una scuola di filosofia, sì. Ma appunto, se non si fa le movimentare. Io avrei un'idea. Potrei progettare una via di fughe, no? Che, allora, anche io e il motore salvarmi di notte, non stiamo pigliando in testa schiera, perché con una sera, con gli pari, e non tu ne bottolo che esplorare se io scandere sotto, esplorare. Ma sei sto matto e sono sciori? Ma c'è, se stiamo pigliando di notte? Sì. No. Buonasera, benvenuti a tutti. Us accogliamo con amore a queste chiese, ma io dico che queste chiese non è in gestione, che hai da tre regole. Una è rispettare la chiesa e la roba che è. La seconda è gli orari da mangiare a mezzodì e la sera a 7. E da lì
Pas dias, que estas 3 regras sarebbe bene per rispettare il vostro dono, che lei è anche presente, perché lei è un frutto di lui come noi. Beh, non sei in autogestione, quindi rispetteremo le regole. Va bene, vi ringrazio voi che siete venuti qui. Uffa, come non bastava anche alla scuola di filosofia, come dovete dormire a nostri denti da chiamare già da sdici. Cum au venit ori duci că e cavuri și am pauzut. Sì, ora cum va bene. Volevo sempre sì, dai. Volevo sempre uno con noi. Sì. Mi pare che la parola Duane riesce a imparare. Hai paura io! Nascondici in tal bosco e stinfare! C'è che fa isso aí? Ma non vedo se tu cercare la parola di chiesa che dici vevi di essere tutta lì. C'è che fa isso aí? Madonna, e sì, non sconevi a dormire. Sì, è vero, avevo detto in ma io ieri a prea, ma la chi l'hai? Aninga da una celare sotterraneo da Chiastiel, che è la porta aperta. E allora i veghi in plan plan anin. Finalmente si è arrivata a Chiastiel. Venite. Finalmente? Oh, come che aveva detto Ilaria, è vero, la porta è aperta, entrin, anin. Aquí Andrea ne botole, non mi parla in io. Ma io ho paura! Anche io! Ma paura diciamo! Io voi venite con me sì o no? Sì! Calma, prima o dopo finisce, ma attenzione che quello è un punto pericoloso, uno alla volta, io ho detto che è la busa qui, plan, uno alla volta.
finalmente si è arrivati! Mi sto cancellando di queste porte. Io ho un po' di paura. Ma no, dai, c'è paura. Virginia. Sì, Sì, Virginia. Virginia. Ning. Ce l'hai, ti abbiamo paura, stiamo città vecchia e importante. Vino di Virgi? E sono altri pericolosi? Ma no, Virginia. Ce l'hai tu un libro? C'è vecchio. Virgilio. Ce l'hai, tacchiando un titolo, hai scritto La nome contente. Leillo. No, casa ven qualcuno, mi orca lo portina a chiesa. Lo vinchi a te. Sarà nostri. Andiamo. Vabbè, no. Allora, Frutz, prendi l'ane dal bosco, lo facevi in par gruppi, per io dentro, che al meta mio, che sta tutta questa zona, attorno al Castiello. Io dico che vince a tat, non sera. Io ho provato a dare una tialada a Buonora veramente un bel libro. E lo sai, c'è molto arrivato fin da qui. Allora, un libro da racconta ciò che succedeva al convento di Francescans di Omegna, che è una cittadina in provincia di Novara, e tutta una raccolta di storie. Allora, è già stata una bella storiuta che non potresti giocare. È la cronaca di ciò che è succeduto il 17 di luglio, perché il convento è dal 1852, quindi 150 anni fa. Non è un titolo, ma io dico. Ieri, al scrive, che l'ha componuto, il libro, un contadino di Omegna si presentò alla porta del nostro convento e bussò energicamente. Quando il frate portinaio aprì la pesante porta di quercio, il contadino gli mostrò sorridendo un magnifico grappolo d'uva. Frate portinaio, disse il contadino, sai a chi voglio regalare questo grappolo d'uva che è il più bello della mia vigna? Forse all'abate o a qualche padre del convento, disse il frate portinaio. No, lo voglio regalare a te. A me. Il frate portinaio rossì tutto per la gioia. Lo vuoi dare proprio a me? Certo, a te, perché mi hai sempre trattato con amicizia e mi hai aiutato quando te lo chiedevo. Voglio che questo grappolo d'uva ti dia un po' di gioia. La gioia semplice e schietta che vedeva sul volto del frate portinaio illuminava anche lui. Il frate portinaio mise il grappolo d'uva bene in vista e lo rimirò per tutta la mattina. Era veramente un grappolo stupendo. A un certo punto gli venne un'idea. Perché non porto questo grappolo all'abate per dare un po' di gioia anche a lui? Prese il grappolo e lo portò all'abate. L'abate ne fu sinceramente felice, ma si ricordò che c'era nel convento un vecchio frate ammalato e pensò, porterò a lui il grappolo, così si solleverà un poco. Così il grappolo d'uva emigrò di nuovo, ma non rimase a lungo nella cella del frate ammalato. Costui pensò infatti che il grappolo avrebbe fatto la gioia del frate cuoco, che passava le giornate a sudare sui fornelli, e glielo mandò. Ma il frate cuoco lo diede al frate sacrestano, per dare un po' di gioia anche a lui. Questi lo portò al frate più giovane del convento, che lo portò a un altro, che pensò bene di darlo ad un altro, finché, di frate in frate, il grappolo d'uva tornò dal frate portinaio per portargli un po' di gioia. Così fu chiuso il cerchio, un cerchio della gioia. E dopo il continuo che l'ho scritto, questa fu veramente una bella giornata nel nostro convento. Proprio una bella storia. Ah sì. C'è un po' di non mettere in pratica l'insegnamento di questa storia. Ma che non è nessuno da aiutare.
Beh, intanto podem usarci tra di noi, ma capiterà ben sicuramente l'occasione di usare anche altre persone in che dice. Ci sei stato calando avanti. Sempre due, la macchina non è. E loro ci facevano? La ringa Una chiesa qui. Finta lei del ricovero? La ringa Arrivino domani binare. No, non importa. Quindi là dormia a su. Io volevo domandare a di che sfrutto che io stai cosa e domandare in dove si perduti in questa boschetta qui. E allora svedin di arrivare a casa con quelle notte. Ecco, facciamo così. I frutti non sono perduti sull'assino. Assino in Valdaia, se volessi, no, assino lassù, con gli animatori senti. Va bene, grazie. Fotino là? Sì, sì, sì. Grazie. Non si venuto per fare niente. E aveva parcheggiato la macchina e non c'è tempo lui. Orpo. Ci viene di fare. Ma i vieni su da casa di riposo? Sì. Ma se volessi telefonare noi, vicino ecco, che ho svincertato che sei qui. Ecco. Ma dato che alle quasi mezz'ora, sì. potresti sempre fermarsi a mangiare. Ti gusta? Se sentite il profumo, lei è polente fresco. C'è buono. Usa l'idea allora. Ok. Sì, è buono. C'è buono. No, trippa, si viene polente fresco questa volta. Ah, buono, allora sei bravo. Viene mi da Chietano. Sì, può dare in vinci, ma vieni a domandare prima agli animatori. Domandai. Le preferi. Questo Signore, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Buon appetito! Vedo io tutti vinciati con Lugan. Ma di la verità, intanto che mangiavi, una vecchiutta mi aveva mandato se stabile poi venire a dare un casa di riposo. Ma facciamo preparare un spettacolo da fare io? Ma io gli mando come che altri animatori, se sono d'accordo, e dopo se sono d'accordo, trovi una telefonata alla coordinatrice, se va bene, ma poi potresti essere una buona idea. La vuoi su piaceresse fare? Sì! Se vieni in Campagna non lasci neanche fare una passeggiata in tal bosco da vestire. Ma Francia sa che io resto a tagliare. Ma scusa la curiosità, cioè lei che campanecca tutti i quarti sempre con te? Alle il primo regalo che mi fanno i mari. Hai cambiato 100 svolte in cinturino, ma il campanello alle sempre che. Io c'è vieni, che stasera mangiano il risotto con i famus.
per gli stelle marines. Un dì avevano una grande mareggiata e tutte le stelle marines arresci su passavalone. Il dì dopo arrivi tante su spiaggia. Io ho indotto questo gran spettacolo, tutte le stelle marine su passavalone, arenades. E dici, a pensi tra di loro, non lo possiamo fare noi, a sono masse stelle marine, se no si impose, non possiamo fare noi. E un frutto però, al vai, a togliere le stelle marine e la butta in talaghe. Chi altri si mette in ridi e dici, c'è cosa di fatto? Se non un frutto, c'è un posto buttare tutte le stelle marine in tal mare. E il frutto ha risposto, beh, intanto andai a salvare une. E così ha chiapponato le stelle marine e la butta in tal mare. E così continua. Dopo un tic arrivi neanche sia i genitori a aiutarlo e butti neanche loro le stelle marine in tal mare. Dopo i sei parenti e dopo tutti si mettono a buttare le stelle marine in talaghe. Oh, in 2 ore l'avevano salvate tutte. Stare
Complimenti anche a queste fruzze a cui ha avuto anche queste idee, a chi hanno chiamato i messaggi che hai salte fuori, ma il team ormai si là ben più in là dice che all'era un tipo programmato. Allora io invito su a chi come Don Harry e il presidente dell'associazione Giuliano Dassi, la Scune, in modo che in un tica scerà anche loro reclameranno su dopo eventualmente i rappresentanti dei comuni su cui è. Don Harry. Beh, prima di tutto veramente qualche grazie più che doverosa che Betta Canda Giuliano con l'accettato di essere presidente, no? Che era un carico da Celestino con la gestione della serata, Omar, Giovanna e Sara, Bruno e Giuliana che è la sua femmina, la maestra e veramente noi parole perché al di là della competenza, la passione, l'amicizia, la stima e quindi un grazie di cuore, grazie a Gigi che di persona non ci conosciamo ma di fama io ti conosco tanto bene, grazie a Franco Fabro, grazie a Luduatis, grazie al gruppo delle maestre e professoresse che veramente hanno accolto, sono tante l'invito, un grazie di cuore per la sensibilità che vi avete dimostrato. Che la diversità è bellezza, che io mi sono appassionato da cultura lingua furlana, quando ho vivinto flanco a flanco, indios dell'Amazzonia judevica disprezzavano i loriesi per assumere lingua, stile, vestito, mangiare di che io opprimevo, perché ci sentivo di nuovo lì e immediatamente a noi in una situazione, no? Ci sentiamo noi di Serie B e perché sentiamo così dopo ci non li vengono accogliere, no? Dal progetto Il Noce dall'associazione noi abbiamo imputato su 6 valori, 2 di questi che sono uniti, sono identità e accoglienza. Solo un'identità forte ti permette di accogliere di nuove pora. Solo se tu sai cui che tu sei e tu sai di valere, tu spora di noi e tu versi il cuore. A chi il contrario, i rifiutinci che sì, ovviamente vi impora di sciscerin e respingere che altri. No? Basta, ne già state tante. Dopo l'entia un assessore del comune di Sudri che vuol portare il so io mi dispiace, se è solo il tuo cognome e il tuo soprannome. Beh, grazie, io sono qui in rappresentanza del Comune di Sudri, insieme io sono assessore alle politiche giovanili, insieme anche all'assessore Magnani Fiorenza che è assessore alla cultura. Abbiamo voluto essere qui, non proprio tutti e due, perché è una serata di culture e dedicare soprattutto, se non direttamente ma indirettamente, ai giovani. Non abbiamo voluto essere qui nome perché, scusate se un tic emozionato, ma anche per fare complimenti a questa nuova associazione che è nasciuta, anche perché arrivare sinergicamente a unirci in comunità che non è sempre così facile, così scontato. Esempi che sicuramente i comuni avrebbero di chiappare. Io so che per dire che oltre a questo mi piace anche il nome di queste associazioni perché dà il senso della natività di una roba che è nasciuta e secondo me per le persone che la scompongono è nasciuta già un'associazione in grande. Di nuovo faccio i complimenti, in prima persona mi impegnerai a io di sé appunto a fare sinergie anche noi fra i comuni e magari da una mano a queste associazioni. Grazie di nuovo e complimenti a tutti. Grazie a te. Grazie all'assessore Nicola, Presidente. I Sherin, si siete d'accordo tutti, prima chiaramente ci salutiamo con un vin saltato nel canzone di Gigi, ma i Sherin con che, no? Intanto finisce. Prego. Alex, sì, che viene una hostess che viene tra di noi
Prego, lese, mi pare che è qui. O se la Natalieggia? Lese la hostess. Ese o no? Ah, eccola là! Das un compito importante, Ning. Clamin so che Bruno, Gigi è qui. Ci pensava, sì. Nominata hostess a pellegrinaggio a Roma e vedi fa l'appello sempre. Io lo tengo meglio. Non sai c'è Carnassa che come... Intanto che non sai che succede, no? Parliamo al discorso che diceva l'assessore Gianfranco da Ronco, che è un grande personaggio del monte, d'autonomie e da cultura del Friuli, proprio peata al discorso di che non particolare da Scune. Diceva, alla scritto così, e si chiamò dal 2001, i friulani non sono figli di nessuno, la lingua è lo specchio di una cultura e la testimonianza di una civiltà. La Scune non è esattamente la stessa cosa che culla e dunque noi dobbiamo conoscere bene che cos'è la nostra terra e poi adagio muoverci per cerchi più ampi. Quindi pensi che accogli proprio da Pinelle con questa associazione da Scune. Non sai c'è chi vedi in cantiere. Beh, un omaggio a Bruno. Beh. Un applauso e c'è la hostess. Il minimo. Adesso vengono alla pazzetta e da Ciarnier. Un omaggio anche a Gigi. Grazie. Dopo il Tierch a Celestino. Ma niente, commentava. Grazie. Allora, grazie Duce, Celestino c'era tu col... Sì, i scerin, i passini la balla, il professore, se no tenni su intanto che, no? Se non è il caso, dice. In Inga c'era col tocchi che lo passi più in avanti, no? Di corse, no? Perché si interduce. Sì, è un tic di citterin su un tic. Di che si tratta, Gigi? Hast impiato? L'audio, eccolo. Forse il proverbi, la dettula è come che dice più famose, no? Ognuno vale con suo agno, ognuno al passo che al po'. Da Pete alla fine della fiera, come che si diceva una volta, ognuno con se stesso, al mio di questa identità, e ogni storia riprende la sua strada. Io ho assistito a lezioni di Don Avi, no? E tanti lo sentivi di fa capire certe robe, se sei allievo, se sei alunno, mi è venuta una storia che capitale italiano in 60 che bellissime accoglienze. Allora era il periodo dove una maestra, non faccio il nome, voleva a tutti i costi sistemare il problema che era così presente dall'alcol, perché qualche frutta arrivava a scuole che ogni tanto lui aveva un tic alterato, perché qua anche non si stava benissimo, le nonne dicevano, ti fa un tic di sangue, frutta, e talufa, ti sbattuta, ti mettevi dentro un tic di vino. E si lava a scuola un tic così. E queste maestre, che l'aveva chiappata a cura, ha voluto fare un esempio dei danni provocati dall'alcol ai suoi frutti. E allora ci ho letto una bottiglietta di aghe fresche e una bottiglietta di schnappe. Dopo ci ho letto un bau, fatto vero, è capitato. Metto dentro il bau talaghe, che si è sveato benone, e dopo l'ho messo dentro tasgnappe e il bau si è bruciato, morto, finito. Allora Pietro vieni fuori e le spiega ai tuoi compagni cosa hai capito da questo esperimento. E io, signora maestra, ho capito che l'alcol uccide tutti i microbi. Viene da fare letture o no? No. Ma dai, finì con tutta la lettura veloce, così facin.
È una storia che capitate a due amici di Ciursuvint, che la riguardare che ste ne vediana, una l'era Ettore, detto Fufule, e che l'altra le Mauro della Pietra. E restin sempre in conclusione ci che vi detto fin come. La moto era un desiderio comune. Per noi giovani possederne una era come allargare un poco la propria vita, renderla più grande, diventare più importanti. Naturalmente poteva permettersela solo chi lavorava e non era il nostro caso. Mauro però ce l'aveva fatta. Aveva lavorato tutta l'estate nell'impresa edile in cui era capomuratore suo padre Aldo e una sera si presentò con il suo motorino usato. Sul serbatoio c'era una inquietante scritta al femminile, Susi. Per un guasto tecnico che non venne mai riparato, non funzionavano le luci. Questa fu la principale causa dell'incidente che capitò a Mauro ed ad Ettore Fufule. È una rarità che brucia ancora nella memoria dei protagonisti, che minimizzando l'incidente accampano ogni sorta di scusa. Lungo la strada della Glerie, Mauro intravide in lontananza due persone al centro della carreggiata. Azionò il segnalatore acustico, ma i due non si spostarono. Tolse allora un poco di gas e, seccato da tanta indifferenza, decise di spaventarli passando in mezzo ai due probabili ubriachi. Li avvertì suonando un'ultima volta e per maggior sicurezza lanciò anche un grido di avvertimento. Piste! Voleva scherzare, spaventarli. Fufule, comprese le intenzioni dell'amico, lanciò a sua volta un urlo. Purtroppo non erano due ubriachi e non vi era nessuno spazio tra le due sagome. La botta fu tremenda. Volarono al di sopra dell'ostacolo, precipitando fra i sassi e riportando ferite di una certa gravità. L'ostacolo era un povero mulo scappato dalla vicina caserma degli Alpini. Stava di traverso ed il pelo chiaro sul muso e nel posteriore aveva tratto in inganno i due ingenui amici. Molti affermano che il mulo è ancora in fuga e non c'è modo di fermarlo. Fortunatamente era un mulo forte, si salvò dopo diverse cure e molte dosi di calmante. Le luci troppo forti rischiano di abbagliare e di nascondere all'occhio le ombre o di abituarlo ad un mondo senza mistero. Impediscono di cogliere le sfumature, di analizzare i tramonti, di godere la sera. È vero però che basta graduarle e abituarsi ad abbassarle. Le zone scure pretendono invece maggior cautela perché, pur abituandosi al buio, molte cose non si riescono a vedere o ci ingannano. Mauro non aveva pensato niente di tutto questo. Lui scorazzava al buio, sicuro che nessun ostacolo gli si sarebbe mai parato davanti. Dava gas e via, senza farsi domande, con la stessa spensieratezza con cui suonava il basso, seguendo una personale metodo che esulava dalla musica, dal ritmo e dal tempo. Un po' come noi tutti, seguiva il suo istinto, senza calcoli o seri preventivi di impegno. Si buttava senza prudenza, sgraziato e rigido, proprio come noi, che ci capivamo con uno sguardo, ma non intuivamo quanta distanza ci fosse tra la nostra semplicità e l'impegno che ci aspettava. Avanzavamo maldestramente, ignari che la vita ci avrebbe fatto conoscere presto quanto duro fosse l'impatto con un mulo. Grazie allora a Gigi Maieron, grazie a tutti voi, senti pazienza, hanno state buttate diverse chiarne su il fuoco, come si dice, quindi diversi elementi potete ragionare ora. Il motto che nos ha suggerito il professor Bruno Forte, la lenghe è la vita, e non sarà proprio allora con un vale con soagne di Gigi Maieron.
soagne. Dai si visti stai si pecciozza, ognuno al tire e da so bande, e all'impare a tegni porta, e ognuno vale con soagne. C'erinti il mur per portare le fura, avanzo i di si va a cresci, si ci rientra, ma si squinga in chiesi. Ognuno vale con soagne, c'erenti molti portale a fura, si mostri di, si ple la schene, si ponte al cilma, si gli oltre chiere, e ognuno vale con soagne. E non stes no marsai son kestia, ci plu ci manco c'è cassi rive, ci plu ci manco c'è cassi pos. E ognuno vale con soagne, i nostri numeri sai son che ci plu ci manco c'è cassi rive, ci plu ci manco c'è cassi rive, c'è cassi pos, ognuno vale con soagne. Hey! E ognuno vale con soagne, a cambia musiche ogni dia, ognuno al va con la sua ande, si rite si vai bande per bande, e ognuno vale con soagne, e planti il sacco c'è che avvenga, si mette a bande palma al digno, non si sa mai c'è candesso. Si mette a bande palma al digno, non si sa mai c'è candesso.